Le note dei Jingle Bells e gli applausi delle tante persone in attesa hanno accompagnato l'accensione del grande albero di Santa Margherita Ligure nel giorno in cui la cittadina del Tigullio Occidentale ha dato il via ufficialmente alle iniziative organizzate in vista del Natale. Case e palazzi illuminati, le casette del Santa Claus Village, Babbo Natale, la casa del Grande Elfo, la pista di pattinaggio e le tante attività in calendario rendono unica l'atmosfera che Santa Margherita Ligure ha preparato quest'anno per grandi e piccini. Inizia ufficialmente il periodo di Natale, pienissimo di iniziative, soprattutto per i più piccoli ma anche per i più grandi e insomma siamo contenti di vedere che la nostra città è già piena e pronta per vivere appieno lo spirito del Natale. Un fine settimana lungo ha aiutato, ci sono tante persone che sono già arrivate. Sì, assolutamente, siamo molto contenti, anche il tempo ci ha aiutato quest'anno a differenza dell'anno scorso, quindi tantissime persone in giro per questo weekend lungo e speriamo che sia di buon auspicio per tutto il periodo natalizio. Una festa, quella di sabato 6 dicembre, iniziata nel primo pomeriggio con la musica del coro Voci d'Alpe di Santa Margherita e quello della Filarmonica Cristoforo Colombo che hanno sfilato da Largo Amendola fino a Piazza Vittorio Veneto, dove il comitato Festa Primavera ha distribuito, sotto lo sguardo attento di Babbo Natale, panettone, cioccolata calda, zucchero filato e popcorn. Per l'accensione dell'albero abbiamo fatto un po' di crepe condite con vari modi, Nutella, crema pasticcera e marmellata, cioccolata calda con panna o senza, vin brûlé naturalmente, popcorn, zucchero filato, panettone pandoro per i tradizionalisti. E dopo l'accensione dell'albero, il flash mob in musica a cura dell'Associazione Dare e l'inaugurazione del Santa Claus Village.